Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Siamo come sempre naturalmente in diretta, quindi avete la possibilità anche di intervenire, come sempre di mandare i vostri messaggi. Parliamo di benessere psicologico, non benessere in generale, perché avere la formula del benessere generale, anche quello economico o di altro genere, sociale, magari sarebbe veramente un sogno ormai utopistico, ma se non altro diamo delle strategie perché il benessere psicologico, quello interiore, che poi molte volte va a collimare con quello anche fisico, perché sappiamo che ormai ve lo abbiamo anche insegnato con i tanti appuntamenti con la medicina, il nostro fisico si ammala, la nostra scorza si ammala molte volte perché stiamo male noi dentro, viviamo male la realtà che ci circonda, non troviamo più un equilibrio e quando si creano dei disequilibri interiori profondi a volte si va a intaccare proprio anche il fisico. E allora com'è possibile? Ci sono delle strategie, ci sono dei sistemi per ritrovare l'equilibrio, per star bene anche quando magari sembra che le cose volgano al peggio, quando non si vede una via d'uscita, quando ci sono dei problemi che per i quali sembra non ci sia una soluzione effettiva, insomma quando c'è in generale un'atmosfera pesante che ci circonda, i rapporti risultano conflittuali o difficili. La possibilità di soluzione c'è, ricordatevi sempre, c'è sempre una soluzione. Bisogna capire naturalmente dove volgersi, a chi rivolgersi o a chi far riferimento. Naturalmente professionisti, fai da te esiste perché vi dovete poi far da te, cioè da soli si risolvono i problemi, però bisogna sempre avere l'aiuto di qualcuno che è più esperto, che ha le conoscenze, non si può sapere tutto. È stato indetto a livello nazionale, sono coinvolte 6 regioni in tutta Italia, il mese del benessere psicologico, ovvero dei professionisti che aderiscono a un'associazione, comunque di volontariato, si dedicano spontaneamente, dedicando il proprio tempo, per dare dei suggerimenti alle professionisti psicologi naturalmente e psicoterapeuti, per dare dei suggerimenti a tutti quanti coloro che vogliono andare ad ascoltarli su come affrontare le varie situazioni. Questo è molto importante perché in questo periodo, come si dice, cade a fagiolo. E allora noi abbiamo interpellato una responsabile, ben arrivata qui con noi la dottoressa Monica Di Monte, grazie di essere qui, coordinatrice SIPAP Veneto, psicologa e psicoterapeuta, che ci aiuterà, ci darà delle dritte su come affrontare questo periodo. Dottoressa, allora innanzitutto che cos'è questa iniziativa? Sì, allora questa iniziativa, l'MBP, Mese del Benessere Psicologico, è alla sua seconda edizione in Veneto ed è una campagna di sensibilizzazione del territorio alla psicologia, alla cultura psicologica. Si sente parlare di psicologia da sempre, da tantissimo, no? Ma ancora non si capisce bene che cosa vuol dire, chi è lo psicologo. Che cosa può, no, apportare alla nostra vita, in che cosa ci può aiutare. Lo psicologo viene visto ancora come una figura non rassicurante, ma quasi inquietante a volte, no? Perché lo si associa alla patologia grave, alla cura, quindi di situazioni molto molto complicate, mentre lo psicologo può essere un grande sostegno anche per quanto riguarda la parte preventiva delle patologie e noi vogliamo davvero sensibilizzare i cittadini e il territorio, le istituzioni pubbliche che poi che hanno collaborato con noi proprio a questo, a far comprendere che la psicologia può essere utilizzata in tantissime aree, no, della nostra vita e che può essere utilizzata come prevenzione di quelli che poi possono essere i vari disagi, disturbi, problemi. No? Ma voi questo periodo, questo mese cosa fate? Noi in questo mese proponiamo a titolo gratuito seminari di vario genere, quindi su argomenti veramente che facciamo degli esempi concreti. Facciamo degli esempi concreti di seminari che affrontate. Sì, guardi, io qui ho portato uno dei volantini che pubblicizzano l'evento, perché così. Allora, la cosa importante è proprio l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere, no? Ed è quello di portare a conoscenza di tutti quella che è la cultura psicologica, quindi gli argomenti veramente spaziano in maniera molto ampia, da quello che può essere, no, l'affrontare lo stress quotidiano, dal che cos'è l'ansia e come affrontare i problemi legati all'infanzia, all'adolescenza, la funzione genitoriale, che cos'è il genitore, che cosa deve fare, no? Davvero sono davvero tantissimi i campi che vengono affrontati dai nostri iscritti, che
appunto propongono la loro conoscenza, le loro competenze attraverso questi seminari. Abbiamo anche seminari sull'arte terapia, sulla musicoterapia, cioè quindi anche le soluzioni adottate. Quindi anche le soluzioni. Davvero il disagio psicologico lo possiamo affrontare con diversissime strategie, con diversissimi strumenti. Vogliamo portare la gente a conoscere questi strumenti in modo, no, da poter capire che la soluzione esiste. Che esiste la possibilità, no, anche di autocurarsi in qualche modo, perché attraverso la conoscenza noi già, no, con l'informazione apportiamo un grande benessere poi, no, al sapere che c'è una via d'uscita, comunque ci rilassa, aiuta già tanto, e quindi già ci aiuta di per sé. Allora io vorrei affrontare così per step quelle che sono le varie problematiche, in modo tale da dare già dei suggerimenti a chi ci ascolta, che dopo naturalmente può avere l'input ad andare un po' oltre. Lei diceva lo stato d'ansia, che è abbastanza frequente. Allora vediamo un po' di capire come si manifesta, che cos'è, e soprattutto quali sono un po', lei diceva ci sono comunque delle strategie da utilizzare. Assolutamente. No? Allora, partiamo da questo presupposto, cioè che l'ansia, che è tanto temuta, in realtà è una nostra amica. Se noi non avessimo quel giusto apporto di ansia nelle situazioni che dobbiamo affrontare quotidianamente, in qualsiasi momento della nostra vita, no, non potremmo affrontarle soppesandole nella maniera più giusta. Quindi l'ansia è proprio una reazione assolutamente normale e direi sana del nostro organismo. Quindi è importante che un po' di ansia ci sia. Un po' di ansia, l'ansia ci deve essere, senza ansia non saremo probabilmente neanche qui, perché l'ansia ci dà anche, no, la dimensione e la distanza giusta dal tipo di problema da affrontare, no? E il problema qual è? O l'aspetto patologico qual è? È quello legato all'eccesso di ansia, cioè quando noi non riusciamo, per esempio, a creare la giusta distanza dal problema, oppure quando non riusciamo a trovare delle strategie di intervento adatte a realizzare, ad affrontare quel tipo di problematica, l'ansia aumenta. Non scema, non affrontando, no, in maniera adeguata il problema o non trovando la soluzione al problema stesso, quest'ansia non viene scaricata né a livello psichico né a livello fisico, ma si accumula dentro di noi, creando uno stato di disagio molto forte. Su questa base di ansia, di accumulo di ansia, ecco che emerge il problema dello stress. E legato poi al problema dello stress anche la patologia che eventualmente o a livello fisico o a livello psichico si organizza dentro di noi. E somatizzazione dello stress. Un attimo solo che la interrompo, c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno signora. Buongiorno dottoressa Cognito, buongiorno suo gentile ospite. Buongiorno. Vi avviso che io nel decoder con la ricerca vi ho trovato nell'887 col decoder comperato qua a un centro sociale, quindi è un aiuto per chi ne ha bisogno di trovarvi, perché siete cari, gentilissimi e soprattutto informativi. Comunque noi dovremmo essere sul 12 signora, deve trovarci sul 12 anche. No, sul 12 io non vi trovo più, ho trovato sull'887. Comunque dopo magari la facciamo chiamare a casa dai nostri tecnici. Ma no, io vi ho già trovato, sto dicendo ai gentili spettatori che per caso se non vi vedono sull'887 io vi rivedo in un decoder comperato qui in Padova. Certo quindi... signora, va bene, lei chiama da Padova comunque. Sì, perfetto. Intanto buongiorno, volevo parlare alla gentile dottoressa che sta illustrando. Allora, io chiedo alla gentile dottoressa, chi ha un disagio, specialmente anche i disabili, la difficoltà di avere una professionalità da parte degli operatori gratuita, semplice, continuativa e soprattutto risolutiva per i problemi. Io ho avuto un fratello disabile dove mi è stato messo dalla regione Friuli Venezia Giulia, qua dall'URSS 16 di Padova, che non ci sono operatori specifici per la sindrome di Down. Allora io mi chiedo, queste nuove leve che si occupano della disabilità, della psicologia, dell'indicazione, che
dettano tramite televisione un percorso, un'indicazione, un numero telefonico di poter accedere telefonicamente gratuitamente, un aiuto per chi ne ha bisogno e soprattutto per l'aiuto di chi nel momento di difficoltà cerca un aiuto, non telefonare a destra a manco, date un numero gratuito che si possa accedere per la possibilità di un aiuto sia per la patologia della... Certo, grave, sia per i consigli magari della situazione di una Ecco, e persona vi sana. ringrazio della Grazie. gentilezza. Buongiorno e Grazie, aspetto una signora. risposta. Grazie molte. Buongiorno. Grazie. Buongiorno. Ringraziamo la signora. Comunque con l'occasione ricordiamo anche che dal 10 ottobre risintonizzate, mi raccomando, i vostri decoder, fate la risintonizzazione e dovreste trovarci nel 12, su canale 12 dovreste, dopo magari anche canali più avanti, per carità abbiamo l'87, tutte le repliche eccetera, comunque sul 12 dovremmo esserci e tutti i conseguenziali dopo i canali nazionali dovremmo esserci noi, quindi mi raccomando fate questa verifica, lo vuol dire che il decoder ha risintonizzato bene, se siamo un po' troppo avanti c'è qualcosa che non funziona. Andando all'argomento della signora, nei casi gravi, quindi parliamo di patologie complesse e questo aiuto che a molti hanno bisogno, se non altro delle indicazioni, un numero verde, qualcosa. Ecco, diciamo che la domanda della signora è sicuramente una domanda pertinente, una domanda che apre veramente proprio un paragrafo al quale noi siamo molto sensibili come associazione e per il quale sicuramente ci stiamo prodigando. Soprattutto il problema della gratuità, no? In questo momento è fortemente sentito, ancora di più in un momento, no? di cui si parla tantissimo, di crisi economica che sicuramente ci fa, no? Ancora di più diventare magari più perché poi chi ha problemi, sensibili. magari un figlio, qualcuno con una sindrome così grave, ancor più si trova nelle difficoltà economiche di fronteggiare. In questi casi sicuramente le associazioni come la nostra, e ce ne sono di molto più importanti, di molto più impegnate già da tempo, no? Nel campo proprio della sanità, sia dal punto di vista psichico, quindi psicologico, che dal punto di vista fisico, quindi delle malattie organiche, lavora tanto per raccogliere quelle che sono le esigenze dei cittadini e cercare proprio di costruire degli interventi, no? Ad hoc, mirati, anche dal punto di vista gratuito. Però dare un'indicazione unica è difficile. Dare un'indicazione unica è assolutamente impossibile, non è difficile, è impossibile. Quindi un numero che, come la signora diceva, non si può proprio... No, diciamo che bisognerebbe, no? In questo caso la signora potrebbe fare anche una ricerca su internet di quelle che sono le associazioni, no? Che si occupano in particolare, per esempio, della sindrome di Down e sicuramente ci sono, che possono dare questo tipo di indicazione, comunque un numero che riceva, no? Tutte queste richieste, che possa dare poi l'informazione quella più specifica, credo che non ci sia, comunque io non lo conosco. Noi per quanto riguarda il disagio psicologico e come prevenire certe patologie mentali stiamo lavorando appunto con il mese del benessere psicologico anche con la ricerca, nel senso che uno degli obiettivi di questo evento è quello proprio di capire quali sono le esigenze del territorio, quindi proprio fare una fotografia di quelli che sono i bisogni, registrandoli e riportando anche poi un'elaborazione di questi dati o i risultati di questa elaborazione alle istituzioni a cui abbiamo chiesto il patrocinio, che quindi si sono rese disponibili ad accogliere questo evento, proprio per aiutarle, no, a creare anche questo tipo di supporto, speriamo gratuito, no? Per la cittadinanza, perché è comprensibile la richiesta della signora ed è comprensibile il fatto che non ci si voglia sentire soli, no? Ecco, infatti questa è una cosa importante, ma soprattutto quello un po' che si chiacchierava prima della trasmissione, andare nella rete incomincia ad essere estremamente dispersivo, non alla portata di tutti, no, infatti. E soprattutto, e lo vediamo tra l'altro, perché la cosa che fa sorridere è che la pubblicità televisiva sta
stavo facendo pubblicità dei siti internet, quindi vuol dire che tutto sommato c'è talmente tutto dentro la rete, ma tutto diventa di più, un paradosso. diventa un paradosso e non trovi niente, cioè nel tutto non trovi più niente. E dopo di chi ti fidi? Perché c'è troppo e quindi diventa come non esserci niente. Questo è e giustamente uno trova una cosa, ma come faccio a fidarmi che sono persone serie? Certo. Che credibilità mi danno? Perché internet non ti dà più nessuna credibilità, è un dato di fatto, è un grandissimo motore, una grandissima finestra, ma non ha credibilità. È questo che magari uno cerca, qualcosa di credibile, di certo, un riferimento. Questo forse viene anche a mancare, assolutamente. Questo viene a mancare, le dirò che anche proprio nella costruzione di questo progetto, nel proprio proporre il progetto al territorio, ci siamo trovati di fronte proprio a questa diffidenza. Chi siete, che cosa fate? Perché non abbiamo più dei parametri di riferimento. Esatto, chi siete, cosa fate, e siete, perché noi siamo un'associazione di professionisti nell'area privata, no? Siete dei privati. Sì, e quindi il criterio di selezione c'è. Il criterio, esatto. Noi da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta, no? Per cercare proprio di far comprendere che in realtà quello che noi vogliamo fare è quello di mettere a disposizione le competenze, le nostre competenze proprio su base territoriale, senza fare proprio alcuna differenza tra privato, pubblico, eccetera, ma facendo comprendere alle persone che si può stare meglio, e si può stare meglio, no? Anche contattando lo psicologo. Poi questi progetti, no? Poi magari nascono a catena, l'importante è gettare un po' sul terreno il seme, vedere quanto poi questo radica. Certo, cercare un po' le frutti e i risultati. Esatto. Interrompo un attimo, voi se avete bisogno di fare altre domande approfittate, ne andiamo subito in pubblicità, pochi secondi. Allora, l'ansia abbiamo affrontato, abbiamo risposto anche alla signora per quel che riguarda certe problematiche molto più specifiche. L'ansia e lo stress, invece lo stress è un qualcosa che veramente logora. Lo stress che abbiamo visto porta addirittura a gesti estremi, quindi lo stato di abbandono, di solitudine, di un qualche cosa di ineluttabile, una via senza uscita. Allora, anche questo, come può essere affrontato? Che tipo di suggerimenti pratici potete dare? Certo, in condizioni di stress siamo già in una situazione in cui l'ansia non viene più controllata, non viene più gestita. Lo stress è, per definirlo, una sindrome di adattamento che la persona, sia a livello psicologico che fisico, mette in atto nei confronti proprio della situazione che deve affrontare, degli stressor, cioè degli stimoli, no? Che agiscono sull'organismo in senso globale. Quando questi stimoli sono eccessivi, questa reazione di allarme che si attiva all'interno della persona è una situazione che si cronicizza, per cui non ci sono neanche dei tempi di riposo, cioè non c'è più la possibilità per l'organismo di riposarsi e di recuperare quelle energie che servono sia a livello fisico che a livello psichico per costruire un altro intervento, quindi un'altra reazione, quindi un altro comportamento. Ma quali potrebbero essere le strategie pratiche per ovviare a questa situazione di stress, cioè per scaricare? È molto difficile poter identificare delle strategie che possono andare bene in tutte le situazioni. Per tutti, quindi. Quello che converrebbe fare è lavorare sulla prevenzione, quindi evitare di entrare in una situazione di stress e di lavorare sulla qualità della vita in senso globale, cercando davvero di alimentarla e di farle raggiungere un buon livello, cioè se tutti noi avessimo non è cosa facile. Trovo che una delle indicazioni che gli psicologi danno e che darei anch'io oggi è quella di non costruire il benessere della propria vita solo su un fattore, su uno o due fattori. Esempio, il benessere economico, che sicuramente è fondamentale per poter poi certo, purtroppo vivere in questa società che ci riempie di stimoli e ai quali noi dobbiamo rispondere essendo pronti ad intervenire a livello economico. Ma se noi
assieme a questo benessere economico ci mettiamo anche, no, come dire, una giusta soddisfazione dal punto di vista per esempio degli affetti, quindi lavorare, no, sui nostri affetti, rendere le relazioni con i nostri figli, con i nostri partner, con la famiglia allargata, delle relazioni soddisfacenti, sicuramente questo crea un benessere di base che ci aiuta a non entrare in una condizione di stress. Penso, no, a questi episodi così drammatici che si stanno verificando con molta frequenza e dei quali veniamo, no, ad apprendere dai giornali l'esistenza, cioè sono tutti fenomeni che finché non ci toccano da vicino li vediamo. Violenze in famiglia, omicidi all'interno della famiglia, della coppia. Assolutamente, ma suicidi, no? Suicidi. In questo momento questi suicidi che si verificano in ambiti dei quali non si sarebbe mai sospettato, no? Che si potesse arrivare a questi livelli. Ecco, ma cosa scatta, proprio anche per stare un po' sulla notizia? Abbiamo visto una persona anche nota, un figlio di una persona di rilievo, eccetera, che arriva dalla compagna, dall'ex compagna, con uno scatto di ira, dopo non si capiscono le dinamiche, fino ad arrivare a togliere la vita in modo cruento. È uno degli esempi che si sono purtroppo, questo è quello di ieri, si sono verificati, si verificano costantemente, perché poi entrando nel settore scopre che costantemente donne subiscono atti di violenza o altri casi analoghi. Cosa fa scattare questo meccanismo? E soprattutto, chiedo a voi esperti, che cosa deve mettere sull'allerta allora la persona che teme che nei propri confronti si possa arrivare a un certo tipo di gesto? Quindi che tipo di compagno o di compagna è da tenere o da tenere sotto controllo, da mandare a farsi curare, cioè, quali sono, aiutare? Dice lei, i campanelli d'allarme, quelli che ci devono far capire che siamo in una situazione. Allora, entriamo nella coppia, per esempio. Riprendendo un po', per esempio, il discorso sullo stress, no? E su questa sindrome di adattamento che l'organismo mette in atto, no? Nei confronti degli stressor, nel momento in cui non riusciamo più a fronteggiare tutti questi stimoli che ci arrivano dall'esterno, cioè nel momento in cui noi non riusciamo più a dare una risposta concreta che ci permetta anche, no, di vivere un momento di rilassamento, è come se tutto quello che fa parte delle nostre difese psicologiche, in questo caso, venga in qualche modo deteriorato, rovinato, no? Per cui le nostre risposte possono essere delle risposte eccessive in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto in cui magari quella risposta non sarebbe necessaria. Per cui se noi ci troviamo di fronte, no, a qualcuno che conosciamo da sempre, col quale conviviamo o col quale condividiamo, non lo so, il nostro lavoro, quindi nell'area professionale, eccetera, e individuiamo una risposta nei suoi comportamenti che non è la risposta, no, usuale, quindi una perdita, no, proprio del controllo di sé, che non è contestualizzabile, no? Quindi rabbia eccessiva. Sì, una reazione, diciamo, aggressiva. Quindi l'aggressività può essere un sintomo. L'aggressività può essere sicuramente verbale e anche fisica, no? Quindi la perdita di controllo, lanciare un oggetto in un momento in cui magari questo deve allertare. Questo sicuramente può essere un campanello all'allarme e d'altra parte e al contrario anche un'eccessiva passività. Quindi anche la persona che diventa apatica, diventa improvvisamente apatica e che non reagisce più ad alcuno stimolo, questo può, per esempio, no, farci pensare ad una reazione da stress che può essere un campanello d'allarme in queste situazioni. Poi, ecco, ma la persona apatica può diventare aggressiva? La persona apatica può eventualmente diventare aggressiva in un momento in cui proietta su quella situazione, quella persona, quell'evento, qualcosa, no? Dal quale si sta difendendo psicologicamente. Quindi sì, anche questo. Certo, io vorrei stare, no, molto attenta, poi... Beh, ovvio, poi no, ma
parlare. Sono atteggiamenti di cambiamento. Però questi atteggiamenti, questi cambiamenti repentini e che si mantengono inalterati nel tempo per un periodo lungo, che potrebbe essere che ne so, un mese, possono sicuramente essere dei campanelli d'allarme. Cioè, quindi... L'esempio classico è il compagno o la compagna che prima erano abbastanza normali, tranquilli, che improvvisamente per un certo periodo di tempo sono eccessivamente reattivi. Sono eccessivamente reattivi anche in situazioni nelle quali non dovrebbero sarebbe esserlo. necessario questo. Esempio, a tavola, anche la presentazione di un piatto in maniera che non è adeguato a quello che può essere il pensiero della persona che si siede, può scatenare una reazione aggressiva. Quindi è come se tutto l'organismo non avesse più risorse per affrontare una situazione che in quel momento nella sua mente non corrisponde a una situazione di ordine, ad una situazione che può metterlo proprio in uno stato di tranquillità. Perfetto. In presenza di questa situazione, cosa è bene fare? Se ne può uscire? In che termini? Che tempi sicuramente ci sono? Una situazione di questo tipo è una situazione che deve mettere in allarme la persona che la osserva, e quindi è necessario che questa persona o inviti chi soffre di questo stato di stress a comunicare il proprio disagio, per esempio al medico di base, che è quello più vicino alla famiglia ed è quello a cui magari ci si avvicina più facilmente. Ecco, noi stiamo cercando proprio di aiutare la gente a capire che anche gli psicologi possono essere così vicini a noi in un momento di disagio, che non deve essere necessariamente una situazione di patologia mentale conclamata e grave. Ma anche quando ci sono, in presenza di questi campanelli d'allarme, lo psicologo può essere interpellato anche per una consulenza per capire meglio il problema che si ha di fronte. Quindi o il medico di base in prima istanza o direttamente lo psicologo, che può chiarire meglio se questa situazione di allarme che si è verificata e che si è registrata può essere poi sintomo di qualcosa di più grave oppure no. Perché ci sono anche alcune situazioni che magari per noi possono essere allarmanti, proprio perché vediamo stimolati dalla cronaca tutti questi eventi così importanti e così gravi, quindi magari anche qualcosa che varia nel nostro contesto abituale ci può mettere in una situazione d'allarme. Magari in quel caso lo psicologo può anche far rilassare la persona, farla tranquillizzarla, facendogli capire che in realtà non c'è niente di grave, non c'è niente da preoccuparsi. E il ricorso ai farmaci, il ricorso alla cura farmacologica, psicofarmaci e quant'altro, è l'estrema ratio, fa parte invece di una terapia abbastanza che rientra nella norma? Quanto invece può essere risolto da un colloquio, da una serie di colloqui, di incontri? Ma allora io dico questo, che è tutto con grano salis, tutto quanto fa bene, ci fa bene e ci aiuta a recuperare il nostro benessere psicologico e anche fisiologico, quindi anche l'intervento farmacologico, se è necessario, è doveroso. Può dare una piccola mano. Assolutamente, soprattutto negli stati di disagio e di malessere acuto. Sicuramente l'intervento farmacologico è un intervento che aiuta anche, parlando di psicoterapia, lo psicoterapeuta può intervenire con un lavoro più di tipo psicologico, perché una persona che ha un disagio in forma acuta non è capace neanche di reagire a quelli che sono gli stimoli mentali che possono essere dati da uno specialista in psicologia, in psicoterapia. Quindi sì, direi che l'intervento farmacologico deve essere accolto ed è di supporto, o talvolta è anche risolutivo, dipende da quella che è la situazione patologica che si presenta e da quella che è la diagnosi fatta poi dallo specialista su questa fase acuta sulla quale bisogna intervenire. Situazione opposta, depressione. Stati di depressione, quindi di apatia, di mancanza di interessi, e questi si verificano anche in molti casi in cui le persone perdono una propria posizione, perdono il proprio lavoro, perdono delle certezze, dei punti di forza e si entra nello stato di sconforto, cioè l'impossibilità di trovare soluzioni. Invece che l'ansia, in questo caso qua,
ci si deprime e si Certo. precipita, perché proprio mancano anche quelle che sono le abitudini eredità, no? Di certi gesti, eccetera. In questo caso, qual era il campanello d'allarme a cui stare attenti, a chi sta vicino alla persona stessa e che soluzioni si possono trovare? Allora, guardi, l'origine è sempre lo stessa. Parliamo di depressione esogena, quindi di una depressione che è stata indotta, no, nell'organismo, nel soggetto, da una serie di fatti correlati ai quali si reagisce con difficoltà. La depressione infatti notoriamente viene un po' scambiata come uno stato di totale apatia nel quale la persona non ha più energie per reagire a quella situazione. In realtà non è proprio così. La depressione esogena, quindi reattiva, nasce sempre su una base di ansia, no? Che a un certo punto, estremamente accumulata, crea proprio, no? Una reazione, la reazione opposta, cioè quella proprio in uno stato proprio di abbandono totale, no? delle strategie, perché tanto è inutile, non serve a niente quello che faccio, non serve a niente quello, no? Di abbandono totale anche a se stessi. Certo. Okay? Per cui sicuramente possono venire a mancare anche delle sostanze all'interno dell'organismo? Possono venire a mancare delle sostanze all'interno dell'organismo, possono essere prodotte delle sostanze in eccesso come inibite delle altre totalmente, per cui questo squilibrio chimico che avviene, no, all'interno dell'organismo che deve essere ripristinato. Deve essere ripristinato, può essere ripristinato in alcuni casi quando la depressione viene presa in tempo, può essere ripristinato anche solo attraverso una buona psicoterapia. Perfetto, lo interrompo un attimo. Sì. Andiamo in pubblicità, quindi si può ripristinare, si può ricreare la situazione. Naturalmente magari all'inizio può essere necessario qualche farmaco perché rimette in sesto l'organismo, lo riequilibra delle sostanze che vengono a mancare, altre che magari sono venute a formare in eccesso, e poi naturalmente trovare la via d'uscita. Tra pochissimo torniamo insieme. Siamo sempre con la dottoressa Monica Di Monte, psicologa e psicoterapeuta. Stiamo parlando di come affrontare diverse problematiche relative allo stato di malessere psicologico per raggiungere il benessere. Sì. Allora, l'attacco di panico, si diceva è sempre più frequente, è un caso che voi casi che voi affrontate con continua intensità sempre maggiore. Quali sono delle strategie per venirne fuori, soprattutto quando invece diventa importante non fare il fai da te, ma andare da un professionista? No, certo, il fai da te è difficile attuarlo in certe situazioni, no? È molto facile ed auspicabile realizzarlo in una situazione preventiva, dove noi però se uno sa che cos'è, riconosce che, cioè la mancanza di respiro, come si manifesta? Ah beh, l'attacco di panico, che è comunque la reazione, quella ultima, no? A questa ansia che noi non sappiamo più come gestire, come utilizzare, come investire, no? E anche come, sì, esatto, come scaricare, no? Diciamo che nell'attacco di panico poi si realizza un po' in qualche modo una rinuncia ad affrontare quella determinata situazione che ci mette, diciamo, no, di solito in una situazione di ansia, di forte ansia. Quindi l'evitamento, no? L'evitamento della situazione che dobbiamo affrontare. C'è anche una deresponsabilizzazione della persona ad affrontare quella situazione, per cui a livello fisico, no, scattano tutta una serie di meccanismi proprio di evitamento, che sono questa tachicardia, sensazioni di perdita del respiro, anche poi come conseguenza aggiramento di testa, come se una persona volesse escludersi da quella realtà. Come? Escludersi da quella realtà. Esatto, per cui, non lo so, c'è la persona che ha sempre guidato in maniera assolutamente tranquilla, una mattina si alza, accende l'auto e dopo qualche metro non è capace più di andare avanti, no? Allora, quella situazione, la situazione in cui ci si trova nel traffico ad affrontare, no, il traffico e tutti gli stimoli che ne conseguono, diventa una situazione che evoca una situazione di forte ansia nel soggetto. Il soggetto non è in grado di riconoscere quello che
è in realtà il problema da cui si sta difendendo e reagisce paralizzandosi di fronte a questa situazione responsabilizzante. Perfetto, telefonata, pronto? Pronto? No. Sì, buongiorno, da Sì, dove pronto, chiama? buongiorno. Allora, adesso io pronuncio anche il mio cognome, vede? Sono Bianco Daniele e pronuncio il mio nome. Sì, da dove Io chiama? avevo scritto da Treviso. Dica, e le dico dica. anche il mio paese? No, Glielo no, dico no, adesso. lasci stare, non lo dica. Dica, No, ci dica tutto. Vede Lago, mi ascolti? Perché Sì, l'altro sì. giorno ho chiamato, visto che si parla di psicologia, ho chiamato, sono da Vede Lago, no? Sì. Io ho molta stima per questa trasmissione qua. Visto che c'è una psicologa, io la inviterei a casa mia, gli faccio quel caffè. Ho la terza media, le mie persone anziane hanno la quinta elementare, fate un po' di scuola per rispetto dei minori, perché ormai siamo al 2013 e vediamo tutti i colori, no? Allora io vorrei dire benessere, psicologia e prevenzione. La prevenzione cos'è? La famiglia, perché la famiglia è composta da uomo, donna e figli. Oggi ne vediamo tutti i colori, allora la psicologa, vedo oggi sui giornalisti che sono psicologhe che mettono l'annuncio cercasi lavoro. Allora c'è critica per le psicologhe? La signora che studia mi chiami pure e le faccio vedere se io sono da psicologia o diciamo malato, o le faccio un po' di scuola. Sia lodato Gesù Cristo. Date Grazie, pure il mio numero, chi volete, tutto il mondo. Va Vi saluto bene, col cuore. grazie. Daniele. Grazie molte, nostro telespettatore. Allora, siamo arrivati al termine. Comunque sostanzialmente si parlava anche prima del problema dei minori, della famiglia e di un apporto alle famiglie che dovrebbe essere dato. Assolutamente sì, anche in questa situazione, in questo momento storico, no? Che è fatto di tantissime cose, questa accelerazione dal punto di vista Quindi non degli stimoli dimenticare che anche la tecnologici. famiglia, per l'educazione dei genitori, forse ha bisogno a volte di un aiuto per Certo, non incappare in situazioni. assolutamente sì, la famiglia, i genitori in particolare devono essere sostenuti nella loro funzione genitoriale, nel loro progetto educativo, cercando proprio di dargli un sostegno, no? Certo. Ma anche proprio nel chiarire certi punti che sfuggono ogni tanto, no? E che sono importanti nella gestione, per esempio, quotidiana degli adolescenti, no? Che sono da sempre. Che sono sempre più complessi. E che sono sempre più complessi e che hanno richieste sempre maggiori rispetto proprio a quello, no, che possiamo forse dare come genitori, mi ci metto anche io. Assolutamente. Allora, noi siamo arrivati al termine, la ringraziamo degli spunti che ci ha dato, ringraziamo i nostri telespettatori di aver partecipato, ci rendiamo conto che ci sono situazioni, perché immagino di interpretare un po' il pensiero del nostro telespettatore, che avrà detto, ma una volta non c'era bisogno di tanti psicologi e quant'altro, i problemi si risolvevano in modo molto semplice all'interno anche delle famiglie, ma non è sempre così. Gli input si sono evoluti, una volta non c'era internet, non c'erano gli incontri che avvengono in altro modo, non c'erano tante cose, tanti stimoli che adesso invece esistono, e non c'erano neanche tante tensioni di stress che invece adesso in questo momento purtroppo ci sono e le persone reagiscono diversamente perché i tempi si evolvono, passano e meno male chi riesce ad affrontarli in modo molto concreto anche senza avere chissà quale livello poi di istruzione, perché poi questo non conta assolutamente. No. Noi abbiamo dato dei suggerimenti, degli input, soprattutto non fate da voi, o se fatelo con cognizione di causa, esistono i medici di base che possono indirizzarvi per risolvere alcuni problemi nel modo migliore. Non arrendetevi, non abbattetevi né createvi troppe ansie. Magari fare una bella corsa, una bella passeggiata, scaricare quest'ansia, questa tensione a volte può servire. Il fisico supporta anche in questo. Grazie, noi come sempre ci ritroviamo domani, supportati invece dall'US 15 Alta Padovana, e parliamo di ictus, di prevenzione e di cura. Grazie alla dottoressa, grazie a voi, a domani.